Lo stadio Seneto torna nelle mani del comune di Agrigento. Lo stadio si trova in pessime condizioni a causa del totale abbandono. Ricordiamo che il comune aveva firmato 2 convenzioni con la società dell'Acragas, ma tutto è svanito assieme alla società biancoazzurra. Bei tempi purtroppo lontani, quelli che hanno visto lo stadio agrigentino accogliere i tifosi che hanno vissuto anche momenti di vera gloria. Ma è triste la storia recente che riguarda proprio l'Esseneto, rimasto senza le torri faro, malgrado il comune le avesse inserite nel piano triennale delle opere pubbliche. Intanto la nuova società, cioè l'Olimpica Acragas, ha avviato la nuova campagna abbonamenti e il reclutamento di giovani calciatori interessati a vestire la maglia dell'Acragas. Si tratta di giovani calciatori nati negli anni 2000, 2001 e 2002. Gli interessati possono lasciare alla segreteria dello stadio i propri dati, termine ultimo le 17 di oggi. I ragazzi verranno contattati successivamente dalla società per prendere parte agli allenamenti.